Oggi parliamo di un nuovo portale di intrattenimento che racconta il territorio bellunese e veneto, Belluniverso. È con noi Eros De Bona e Patrick Olivotti, bentrovati. Buon Buongiorno, pomeriggio a Manuela. tutti. Allora, io vi ospito sempre volentieri perché voi ci portate sempre un sacco di cose, no? E adesso vi è venuta quest'idea di questa nuova piattaforma. Intanto com'è nato tutto ciò? Beh, è nato sicuramente dall'esigenza di questo territorio di avere un qualcosa di nuovo, di avere una luce nuova e di avere una visibilità diversa, una visibilità che non ha mai avuto e una visibilità che noi vogliamo portare con questi contenuti, questo sicuramente. Ma come l'avete impostato poi? Allora, Belluniverso è un portale, sarà un canale YouTube, prevalentemente YouTube, con tutti i social annessi ovviamente, nel quale porteremo diverse rubriche, diversi format per raccontare il territorio e tutte le sue eccellenze, le aziende, piuttosto che gli artigiani, piuttosto che puro territorio a livello naturalistico, anche dal punto di vista enogastronomico, archeologico culturale e geologico. e geologico. Ma quindi non soltanto giornalismo parlato, ma quindi anche con l'ausilio di video, da come posso capire. Esatto, sarà principalmente video, come la piattaforma YouTube richiede, sarà un canale con prevalentemente video, questo sì. E voi avete sentito l'esigenza quindi di iniziare questa avventura? Sì, noi abbiamo sentito principalmente il territorio che ci chiamava, ci chiamava e ci diceva: ragazzi, guardate che qua purtroppo è una provincia con tantissime potenzialità, tantissimo valore e inespresso. Esatto. E i giovani come risponderanno secondo voi a tutta sicuramente questa? bene, perché questo è proprio un format giovanile, colto proprio dai giovani e fatto prevalentemente, non dico per i giovani, ma insomma anche sì. Esatto. Ecco, parliamo di questi format. Sì. Mm? Vai sempre. Allora, un format interessante che prenderà piede prossimamente è Belluners. Belluners è prendere dei personaggi, quindi degli attori, che interpreteranno dei personaggi con un carattere tipicamente bellunese, quindi vogliamo stereotipare il carattere del bellunese medio e portarlo sul territorio, sulle aziende del territorio, sulle attività commerciali del territorio, facendo degli sketch comici principalmente, quindi raccontare un po' le aziende in maniera diversa, in maniera comica e ironica e simpatica. Certo, assolutamente, questo sì. Poi ci sarà Arte Impresa, che è una rubrica che parla di aziende, quindi di tutto quello che riguarda anche l'artigianato, di quello che riguarda anche le piccole imprese, soprattutto quelle che magari vengono spesso purtroppo dimenticate, e quindi vogliamo portare alla luce con dei documentari, con dei presentatori, queste aziende. Abbiamo Orizzonti Veneti. Orizzonti Veneti è proprio una bella rubrica sul territorio, sulle passeggiate in montagna, sulle nostre montagne, sui nostri luoghi, insomma. Anche sullo sport. Anche quelli più sconosciuti. Quindi voi vi dividete in tutte queste cose, no? Sì. Avete già degli agganci per quanto riguarda le persone che seguiranno tutti questi format, perché non potete improvvisare all'ultimo, no? Allora le persone che guarderanno questi format siamo io, lui ed io, quindi siamo già in 4, questo partiamo bene. No, il progetto è nato mesi fa dall'idea nostra, dalla nostra mente, appunto serviva questo progetto qua, abbiamo sviluppato cercando di perfezionarlo, adesso partiremo già con una serie di contenuti e tutto ha l'obiettivo di portare su questo territorio luce, che sia territorio principalmente bellunese, ma anche ovviamente veneto, non vogliamo limitarci solo al bellunese, Certo, perché sembra il Veneto giusto. comunque ha tante Ma eccellenze priorità da scoprire. Belluno. Esatto, priorità Belluno ha le sue caratteristiche, le sue esigenze, le sue diversità che non ha Treviso, tantomeno Padova e ancora meno Venezia. Ecco. Avete già degli agganci in questo? Vi hanno già contattato? Ci stiamo facendo conoscere, abbiamo già degli agganci, sì, è ancora un po' tutto da definire, però insomma il progetto procede. Non hai elencato le altre 4 Sì, no, momentaneamente. Mi sono perso sempre parlando di territorio, che okay. Mi emoziono sempre. No. Quindi appunto Orizzonte Veneti parlerà soprattutto di sport, abbiamo Veneto Uncut che parlerà di eventi live, come può essere adesso per esempio abbiamo fatto
un video per la Wild Veneto a Verona, era un concorso sulla giornata mondiale del teatro dove si parlava appunto c'erano delle compagnie da tutto il Veneto che si sfidavano a colpi di teatro. Tra cui una bellunese. Tra cui una bellunese, che si sfidavano a colpi di teatro per questo premio che è stato assegnato. Abbiamo per esempio Custodi delle Dolomiti, qui si vuole parlare soprattutto di quei lavori magari che al giorno d'oggi ormai non si praticano più, arte e tradizione. Per via anche dell'industria, quindi puntata sull'artigianato. L'artigianato magari, locale, quello certo. con le mani. Certo, Con le mani, quello bello, no? Quello L'artigianato io dico sempre Esatto. quello bello. Esattamente. Quello che la mia generazione non sa neanche cosa sia, purtroppo. Purtroppo avete perso un po' la manualità in queste cose, cioè siete avanti in altre ma siete rimasti un passo indietro in queste che sono sempre molto importanti perché sono poi le nostre radici, no? Certo. Dove tutto è partito. Però sai, questo è l'evoluzione dei tempi. Man mano ogni generazione acquisisce e Certo. perde qualcosa. È sempre stato così. Certo. Esatto. Vero. Abbiamo poi tradizioni in tavola. Molto interessante. Questa è una rubrica molto interessante che parlerà di enogastronomia. Abbiamo già delle persone che stanno lavorando a quella rubrica in maniera proprio selettiva. Esatto, in maniera dedicata a quella rubrica, che adesso non possiamo fare i nomi perché sono ancora in fase di progetto, però presto ci sarà un po' di novità. Abbiamo Origini Sepolte, che qui invece è proprio a livello geologico e a livello archeologico. Questo l'abbiamo fatta perché anche dal punto di vista archeologico materiale ne abbiamo, certo, qua in è anche provincia. tanto. Esatto, e se ne parla sempre poco. Per non dire niente, ci è stato proprio chiesto, appunto, conoscendo persone attraverso il documentario del terremoto, Mi ricordo. partecipando alle varie serate appunto con geologi e archeologi, c'è stato fatto proprio questo discorso qua. Non si parla mai, o pochissimi, qualche trafiletto per un'eventuale scoperta, ma su cantieri aperti di geologia e di archeologia non se ne discute mai. Perché non ci aiutate voi, visto che avete questo bel progetto sul piatto? Ho detto perché no? Anche questo diamo può voce essere anche a un voi. biglietto da visita per il turismo, no? Cercare di invogliare, perché certo, abbiamo già un certo. sacco di cose, voglio dire, sul nostro territorio. Certo. Partiamo da Zumelle, da Belluno, ma arriviamo perfino alla Monga, dove c'è la vecchia Claudia Augusta Altinate. Ci sono veramente un sacco di cose da scoprire che forse tante volte abbiamo dimenticato. Certo. E quindi è importante. Musei anche di scienze, di Certo. storia naturale, anche posti fisici tipo l'Agole su a Calazzo, Sì, l'Agole a livello naturalistico anche molto che importante. comunque è sempre storico, no? Fu terme Certo. per i romani, se Abbiamo non anche i ricordo reperti male. romani sempre a Pieve, poco lontano dall'Agole, che comunque è un museo che insomma sotto il municipio di Pieve ci sono tutti Certo. questi resti romani, e tra l'altro una parte è esposta e l'hanno adibita a museo, l'altra parte è ancora sotto il municipio che tiene sulle fondamenta sostanzialmente, quindi tutti questi dettagli secondo me vanno raccontati per promuovere questo territorio. Poi prima hai parlato di enogastronomia, io credo che noi abbiamo veramente un patrimonio in questo, no? Certo. Abbiamo un sacco di prodotti della terra che forse vengono alcuni valorizzati, altri un po' meno, e anche a livello di vino dobbiamo dire che stiamo facendo Questo per noi bellunesi penso sia un po' un comparto nuovo, diciamo, perché lo stiamo scoprendo come Prosecco, diciamo, o Certo. quel tipo di vino lì, quello che è tradizione negli ultimi ventennio del trevigiano. Adesso vedo che anche dalle mie parti nell'Alpago si tende a piantare queste viti con un ottimo risultato anche, quindi perché forse è cambiato anche il clima, no? Ma Almeno ci dicono così, sì. ce la vendono in questa maniera. E poi ci sono i vini che comunque sono autoctoni, Sì, perché ci certo. sono anche dei posti dove viene coltivata la vite che i nostri nonni ancora coltivavano. Certo. E anche questi danno degli ottimi prodotti a livello proprio enologico. Quindi è importante saper valorizzare anche tutte queste cose. Peccato che tanti mulini e tante farine spettacolari proprio Certo. ognuno del proprio comune non esistano più, perché davano appunto una panificazione che era qualcosa di eccezionale. Negli anni si è andato a perdere come
Questa è sempre una gran perdita, no? Purtroppo sì. Poi Purtroppo ci sono anche, mi sembra che c'è anche un museo, adesso non voglio sparare una cavolata, sulle semine antiche. Non lo conosco questo, anzi Non sbaglio, sarà, sì. sarà Sarà occasione di occasione, approfondimento anche questo. Grazie per la dritta. Perché ci questo sono dei prodotti che praticamente vengono tramandati sì. e sono antichissimi, ma non è tanto tempo fa che ho sentito parlare di questo, Ok. poi non ho indagato più di tanto, Perfetto. ma voi che avete questa rubrica sicuramente indagherete anche su Andremo questo. a rovistare nella memoria. Tu di quale ti occuperai? Enogastronomia? Noi non c'è Voi niente. uno chi fa cosa, noi siamo Esatto. bell'universo, quindi le Tutti forze insieme vanno fate. concentrate Pensavo su che uno tutti. fosse focalizzato No, su no, un no. tema, uno su un altro. Magari uno può essere un po' più esperto di calcio, l'altro un po' meno per quanto riguarda lo sport. Uno può essere più afferrato sullo sci o uno un po' più sui vini, però in linea di massima siamo lì disposti a... Sì, noi cerchiamo di mettere sempre insieme su tutto in modo È che... bella anche l'idea delle varie compagnie teatrali che abbiamo sul territorio, perché ne abbiamo tantissime, qualcuna conosciuta e qualcuna un po' meno, che comunque si danno tanto da fare, soprattutto sono dei volontari poi alla fine, no? Quindi è bello anche parlare di questo, anche del teatro. In questo momento c'è Belluno è città della musica. Sì. E quindi anche quello è è una cosa molto importante, anche quella arrivano un po' da tutto il mondo, da tutta Europa, quindi anche quello è un bel biglietto da visita. Ho parlato con la Manuela che organizza un po' tutto questo e mi ha detto che veramente ci sono nomi anche di alto livello e anche questo sarebbe da promuovere sulla vostra piattaforma nascente, anche perché ritornerà sicuramente il prossimo anno. E quindi cosa mi raccontate dopo per aggiungere un po' di sale a tutto questo? Sale e pepe possiamo aggiungere, dipende se la cosa è piccante o salata. No, c'è da dire Abbiamo comunque... un sacco di cose sul territorio da promuovere, no? Sicuramente queste sono le rubriche che ad oggi abbiamo pensato di promuovere, di valutare, di approfondire, ma sicuramente, e ripeto sicuramente, c'è qualcosa che ci è sfuggito che aggiungeremo. Sì, soprattutto rubriche che magari ci verranno in mente man mano che andiamo avanti col progetto, lo portiamo avanti e si apriranno nuove possibilità di diversificare anche le rubriche. Per esempio oggi banalmente ci è venuta in mente una rubrica di un podcast, essendo che abbiamo dei personaggi qui a Belluno importanti, personaggi anche che magari riguardano anche proprio i bellunesi nel mondo, perché bellunesi che sono andati magari all'estero per X motivi, e noi vogliamo portarli in un podcast, una chiacchierata dove gli faremo domande, dove l'idea di Belluniverso appunto è quella di renderlo interattivo. È bello perché è interattivo, quindi le persone potranno interagire col progetto, farne parte in maniera diretta, quindi magari dire ragazzi perché non andate a vedere questo posto piuttosto che questa possono attività. darvi delle dritte, esatto. no? Oppure loro stessi vi porto io, vi faccio conoscere, vi racconto una storia, vi porto nei luoghi dove è successo questo. E se qualcuno volesse contattarvi, come può fare anche dall'estero? Allora abbiamo il canale YouTube che è Belluniverso, canale YouTube Belluniverso, su tutti i social è Belluniverso, abbiamo aperto le pagine social. La mail che abbiamo creato appositamente è belluniversoweb@gmail.com e poi insomma i contatti telefonici possiamo lasciarli anche in descrizione al video che uscirà qui, questo senza dubbio, volentieri. Quando partirà questo progetto? È già partito. È già partito. Sì, Siete già... Con il contenuto del teatro di Verona appunto si è aperto il primo proprio, abbiamo, come si dice, stappato ieri appunto lunedì. Abbiamo aperto. Quindi da adesso c'è solo che da lavorare. Esatto, insomma, comunque può essere un lavoro anche molto interessante, no? Che ti arricchisce. Senza dubbio, come tutti i lavori, passami il termine, artigianali, prima di tutto come il teatro, come l'artigiano che lavora in legno, c'è la passione. Se uno ha la passione della ripresa e di raccontare il territorio è sufficiente. Basta applicarsi, il materiale non manca.
Sono perfettamente d'accordo, perché tutti i lavori poi, se vengono fatti con passione, con dedizione, ti danno anche enormi soddisfazioni, Certo. e sicuramente questa piattaforma vi darà tantissime soddisfazioni, ne sono certa. Non lo dico perché siete qui, ma proprio perché ci credo. Allora, io direi intanto di chiudere qui per oggi, però facciamo un altro passaggio un po' più avanti per vedere come procede il tutto. Vogliamo Magari fare, quando è... Pirlo, un piccolo appello per cercare degli sponsor se ci possono aiutare. Sì, Certo, esatto. quello dovete farlo. Tutto aiuta, sai come. Esatto, noi adesso stiamo cercando di Partners. contattare dei partner, che siano aziende piuttosto che enti pubblici, che ci diano una mano comunque per far partire il progetto, e insomma qualcuno che ci creda in questo progetto come ci crediamo noi, per farlo partire al meglio. Quindi chiunque fosse interessato ci E contatti. sostenerlo anche, perché Esatto, ci contatti e di sicuro troveremo un bel accordo per Certo, ma portare sarebbe avanti anche insieme. bello che comunque a livello territoriale, vede le varie pro loco che magari investissero su questo qualche soldino, un qualche cosa per continuare, soprattutto diciamo che per il promuovere. periodo non è per la quale, purtroppo, per varie ragioni che poi ognuno espone i suoi perché. Quindi noi siamo comunque alla ricerca di questi aiuti come partnership, perché comunque girare con l'attrezzatura e con la macchina, cercare, fare l'editing poi, cioè richiede tempo Certo. e risorse e spese anche. Certo. E quindi va bene il territorio, la passione, il cuore è grande, ma qualcosina bisogna anche metterlo in tasca. No, sono d'accordo, però bisogna essere sempre positivi, Sì, no? certamente, Perché altrimenti non saremo qui. non combiniamo niente Non nella saremo vita. qui. Quindi la positività e crederci, Certo. crederci in quello che stiamo facendo. Io credo che voi stiate facendo veramente una grande cosa per il nostro territorio, e credo che su questo siano d'accordo anche i nostri connazionali all'estero. Vi appoggeranno sicuramente. Li salutiamo caldamente. E allora, se qualcuno Da ex vuole... emigrante, quindi ne sai qualcosa. Posso capire benissimo come si sentano. Tu sei stato emigrante in Germania. In Germania. Io ero fortunato perché stavo via 8-9 mesi, no? Il gelataio da stagionale, febbraio a quindi. ottobre. Però so cosa vuol dire la nostalgia. Certo. L'ho provata, e da una parte è bella, ti fa vivere il tuo territorio all'estero, lo racconti anche nel mio caso ai tedeschi con un'enfasi diversa che magari parlando qua con i tuoi conterranei non la porti fuori. Dico sempre a Patrick, se vuoi vedere un italiano vero, corretto, guarda l'italiano all'estero, non guardare quello della porta a fianco. Non hai detto poco, hai detto tanto, e comunque sono convinta che tu avrai fatto il tuo dovere. Sì, tranquillamente. Poi tu hai la fortuna comunque che sei ritornato ancora tra le tue montagne, nel tuo territorio. Sì, io mentre ci sono delle persone che purtroppo sono partite e poi non sono più tornate, e questo dobbiamo sempre ricordarlo. Io Certo. ho memoria dei racconti del paese da dove provengo, Igne di Longarone, dove si dice, io non c'ero, primi del Novecento, prima della prima grande guerra, appunto 100 famiglie partirono in fila indiana verso Longarone per destinazione Genova, per poi in Sud America. È stato un evento, possiamo dirlo, catastrofico per la comunità del paesino, tanto che il parroco suonò le campane a lutto. Quindi queste persone lasciarono il posto in società, lasciavano i genitori, i fratelli, Certo. gli amici, quello che era come parentela, 4 soldi in tasca, sapendo di partire e di non tornare. Mi ricorda tanto la storia di Fastro, che si era completamente spopolata, ma lì il parroco ha seguito tutti i cittadini. Si era svuotato, lui si è imbarcato e è partito all'avventura. E queste sono storie che dobbiamo sempre ricordarci. Di necessità, no? virtù. Certo.
Va bene Patrick, va bene Eros, ci risentiamo, ci Volentieri. aggiorniamo, magari verso giugno sarà un'altra temperatura sicuramente, Sì, soprattutto sì, qua in speriamo. studio. Io non so com'è il tempo in giro, però da noi è veramente freddo, per essere ormai alla metà di aprile, e vi auguro una buona Pasqua, Altrettanto con a tante tutti voi. sorprese positive. Altrettanto a Grazie, tutti voi Manuela, grazie e a a tutti i tutti. nostri connazionali all'estero. Certo, Un l'auguro saluto. veramente di cuore anch'io a tutte le persone che ci ascoltano sempre e che seguono anche questa rubrica. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie.